finalmente dopo un anno di sosta abbiamo ripreso anche noi questa ormai tradizione, credo sia già la nostra 10ª partecipazione. La fiera credo abbia dato una buona risposta, forse il primo giorno c'era un po' di affluenza minore rispetto al solito, però in queste ultime 2 giornate l'affluenza è stata molto interessante, in particolare anche nella giornata di festa di ieri. Noi siamo qui con i nostri prodotti che sono fondamentalmente le barbattelle in estate. Chiaramente il mercato interno quest'anno per quanto riguarda la commercializzazione delle barbattelle nella nostra zona prevediamo un aumento così significativo all'interno di un più 20, più 30% rispetto al mercato della passata stagione. Il tutto è concentrato su alcune varietà, fondamentalmente il fenomeno glera domina tutto, con tutto a corollario tutte le altre varietà che sono in qualche modo concatenate al discorso glera, varietà che possono essere Pinot Nero, Pinot Bianco, Chardonnay. In tutto quest'ambito qui, che è l'ambito attuale della commercializzazione, sicuramente siamo a proporre in questa edizione qui, come anche nelle edizioni recenti appena passate, le varietà resistenti che possono essere una valida alternativa soprattutto per soddisfare alcune tematiche che sono sempre più presenti, quale la sensibilità alla salute, alla salubrità, alla sostenibilità, ed è una risposta sicuramente che è già in atto. Faccio presente che in Italia in questo momento qui ci sono circa 1000 ettari di ormai a superficie di queste varietà qui, e in particolare noi non abbiamo proposto ancora in questo momento qui la varietà resistente a base glera, ma che sarà dai vivai cooperativi Rauscedo sicuramente iscritta come varietà resistente o nel 2022 o nel 2023. Quindi nelle prossime edizioni noi potremmo essere in grado già di proporre anche per il fenomeno glera, perché di fenomeno si tratta, la versione diciamo varietà resistenti, cosa che in questo momento qui non è ancora presente. Il nostro giro continua e ci porta a fermarci da Darin. Siamo con uno dei titolari, Giovanni Darin. Buona giornata intanto e buone fiere, perché finalmente torniamo a vederci. Sono d'accordo, finalmente torniamo a vederci. Siamo stati aiutati dal sole. Abbiamo avuto un discreto numero di visitatori, non più come nel passato, però con tutto quello che è successo siamo già contenti così. Beh, direi di sì, insomma siamo anche vicino a questa pala con qualche novità che proponete quest'anno? Sì, noi come Class, che è un'azienda che è prevalentemente conosciuta per il mondo delle semoventi, ha implementato il portafoglio con i trattori con cui stiamo facendo veramente un lavoro che non ci aspettavamo. E adesso abbiamo presentato le pale da cui ci aspettiamo una risposta interessante, anche perché si comincia a entrare nel mondo delle stalle dei professionisti e nel mondo industriale. È un marchio, quello di Darin, che ormai è assodato, conosciuto, no? Sì, per fortuna di mio padre è un nome che ci ha dato tanto nel passato e lo stiamo usando per migliorare. Parlavamo con altri espositori, la tecnologia anche in queste macchine sembra arrivare, sembra prendere il sopravvento. Da un anno a questa parte la tecnologia ha dato un impulso diverso al mondo agricolo e speriamo che porti a migliorarlo. Però sicuramente il 4.0, l'industria 4.0 sta facendo moltissimo, questo sì. Darin, le auguriamo un buon anno, un buon Natale, buone feste e naturalmente buon lavoro, perché quello non deve mancare. Un buon anno e un buon Natale a tutti voi.
Bonaveno Trattori con Simone Fantin per tracciare un po' un bilancio di queste giornate qui alla Fiera di Santa Lucia. Intanto com'è andata? Buongiorno intanto. La fiera è andata molto bene, c'è parecchio interesse, soprattutto da parte dei giovani, quindi vuol dire che c'è un ricambio generazionale, molto interesse sulla parte elettronica delle macchine, quindi tecnologia al 100%, quindi giovani uguale tecnologia, uguale facilità di utilizzo un po' per tutti, insomma. È un po' quello che fate voi, perché qui avete portato gran tecnologia, mi diceva. Sì, noi abbiamo portato principalmente tecnologia, principalmente macchine con la presa Isobus, quindi comunicazione attrezzo-trattrice che facilita l'utilizzo da parte dell'operatore, e abbiamo portato anche delle attrezzature che comunque giustificano e confermano quello che per noi è il business in questo momento, tecnologia e affidabilità anche delle macchine. Insomma. Ben vengano queste fiere, perché ci mancavano con tutto il cuore, ritrovare i clienti, ma trovarne anche di nuovi e presentare quelle che sono le novità anche tecnologiche, e soprattutto in questo momento, visto le agevolazioni che ci sono, se non c'è tecnologia è un po' difficile essere nel mercato e presenti in maniera importante come stiamo facendo noi. Continua il nostro giro tra gli stand, adesso siamo all'Adriatica Commerciale Macchine con Luca Genovese, perché volevo sapere intanto come sono andati questi giorni di fiera. Buongiorno a tutti innanzitutto, sono andati molto bene, soprattutto anche grazie al tempo che ci ha sostenuto in questi giorni. L'affluenza è stata sicuramente molto interessante, anche di qualità, in modo particolare ieri. Oggi siamo ancora in corso e la vedremo, ma il movimento di gente sicuramente c'è stato, e oggi mi sembra che sia anche la giornata clou in cui aspettiamo anche dei nuovi clienti eventualmente per venire a vedere le nostre macchine. E che prodotti avete portato? Allora, Adriatica Commerciale Macchine è un'azienda che ha 45 anni di storia e ha sempre commercializzato prodotti rivolti alle macchine in movimento terra. Nello specifico è concessionario del marchio Liber, un'azienda leader a livello mondiale. Siamo specializzati appunto nella commercializzazione di escavatori cingolati, escavatori gommati, pale, dozer. Abbiamo due marchi in modo particolare Liber, da un certo tonnellaggio in su. Sulle macchine piccole invece ci affidiamo al marchio Wacker-Neuson. E poi abbiamo altri prodotti, diciamo, di contorno, sempre per quanto riguarda l'accessoristica verso le macchine in movimento terra. Allora, per noi è la nostra seconda edizione questa, perché la prima l'abbiamo fatta 2 anni fa, siamo tornati apposta perché appunto abbiamo visto che c'è stato un riscontro molto importante dal punto di vista della presenza e anche di opportunità che si sono create nell'arco del tempo. Sicuramente ci torneremo anche i prossimi anni, perché abbiamo visto che è una fiera che ci può portare dei grossi benefici dal punto di vista di immagine, ma anche dal punto di vista commerciale a 360 gradi.